Primi allagamenti ad Agrigento, come sempre disagi al Viale delle Dune e ritorna il problema delle fogne scoppiate. A Canicattì in azione i carabinieri per contrastare gravi inadempienze. Per un docente agrigentino troppo facile fare l'assenteista, un caso davvero strano. Parliamo di calcio e ciclismo. Buongiorno da TVA Notizie. Viale delle Dune a San Leone allagato e non siamo ancora in inverno. Il servizio di apertura. Agrigento, Viale delle Dune. Il problema dell'acqua piovana che blocca quasi la circolazione e la rende rischiosa per le auto purtroppo si ripropone. Come dire che nulla è cambiato dalle parti del Viale delle Dune dove, e non siamo ancora in inverno, la circolazione non dovrebbe subire assolutamente questo tipo di inconvenienti che ci trascinano da chissà quanti anni. Ecco perché non si può chiamare in causa solo l'attuale amministrazione comunale, ma dovrebbero risponderne tutte quelle che si sono succedute a Palazzo dei Giganti. La città, insomma, si ritrova impreparata e in caso di forte pioggia, come quella di ieri pomeriggio, rischia di essere sommersa. A parte parliamo dei gravi problemi causati sempre dalla pioggia, ma quella è un'altra triste storia che riguarda Agrigento. E come avete sentito dai titoli, fogne scoppiate, l'intervento di Mare Amico. Arturo Cantella. È bastato solo qualche minuto di intensa pioggia per fare scoppiare le fogne a San Leone ad Agrigento. Un quantitativo enorme di acque nere sono finite così nel nostro mare. A dichiararlo è Mare Amico Agrigento. In tutte le città del mondo le condotte fognarie sono sigillate per evitare che quando piove le acque meteoriche si vi finiscano dentro. Invece nella nostra città, per colpa di un numero imprecisato di bypass, queste acque si riversano dentro le fognature facendole così scoppiare. Mare Amico quindi lancia un appello alla popolazione: nei prossimi giorni evitate di andare al mare. Sono bastate poche gocce d'acqua per far scoppiare le fognature a San Leone. Questo accade perché le acque meteoriche si infiltrano per colpa di alcuni bypass nelle fognature. I due sistemi dovrebbero essere sigillati, invece non è così ad Agrigento e accadono questi disastri. Tonnellate e tonnellate di fogne sono finite in mare. Per questo motivo abbiamo avvisato sia l'ARPA che l'ASP di Agrigento per fare dei controlli, ma consigliamo a tutti gli agrigentini di evitare di andare a mare nei prossimi giorni. Per evitare che tutto ciò accada nuovamente è necessario che il Comune di Agrigento, che è competente per le acque bianche, e l'AICA, che è competente per le fognature, insieme vadano a scoprire questi bypass e vengano eliminati, altrimenti questa situazione si riproporrà nuovamente. La movida a Canicattì, carabinieri in azione per contrastare gravi inadempienze. I carabinieri della sezione di Canicattì hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento il titolare di un locale del centro città che ha trasformato la strada dove ha sede l'attività commerciale in un unico grande locale notturno. Durante l'ultimo fine settimana, il primo in zona gialla per la Sicilia, i militari hanno così intensificato il controllo sulla cosiddetta movida canicattinese. Hanno così constatato come una notissima enoteca nella centralissima via Guerrazzi aveva riempito con tavoli e sedie l'intera strada, lasciando praticamente lo spazio per il passaggio di un solo pedone. La circostanza, tenuto conto delle restrizioni della zona gialla, ha indotto così
i carabinieri dell'Arma ad approfondire le autorizzazioni possedute dall'Enoteca, il cui titolare era già stato denunziato al fine luglio per lo svolgimento non autorizzato di uno spettacolo con DJ per strada. Le immagini ampiamente diffuse sui social da questo locale, alla fine luglio era circolato un video poi rimosso, pubblicizzava la via Guerrazzi come una discoteca all'aperto con centinaia di persone che ballavano nel cuore della notte. La verifica presso gli uffici competenti hanno permesso di accertare come il locale in questione abbia abusivamente occupato il suolo pubblico. Nell'ambito degli stessi controlli effettuati dai carabinieri della stazione di Canicattì, hanno contestato a un'altra enoteca, Cittadini e Largo Aosta, la violazione delle norme in materia di Covid. I militari in questo caso hanno contestato come il locale facesse ristorazione con un buffet intorno al quale i carabinieri al loro arrivo hanno trovato numerosi avventori. Al titolare dell'esercizio è stata comminata la sanzione di euro 400, mentre la prefettura di Agrigento è stata interessata per valutare l'eventuale chiusura. Sono pesanti le accuse nei confronti di un 35enne messinese finito ai domiciliari. L'uomo, su delega della Procura distrettuale di Catania, è stato destinatario di una perquisizione al termine della quale è stato indagato per divulgazione e detenzione di materiale pedopornografico. L'indagine del compartimento Polizia Postale di Catania trae origine da una segnalazione inviata dagli organi investigativi degli Stati Uniti al Servizio Polizia Postale di Roma e da questo trasmesso per competenza alla Polizia Postale etnea. Le indagini informatiche hanno condotto all'identificazione dell'indagato che, utilizzando piattaforme online estere, secondo l'accusa divulgava immagini di pornografia minorile anche con vittime in età infantile. Gli elementi probatori raccolti hanno permesso all'autorità giudiziaria di emettere il provvedimento di perquisizione personale e informatica. La perquisizione eseguita dalla Polizia Postale di Messina ha messo in evidenza la detenzione da parte del 35enne di migliaia di file pedopornografici conservati nei suoi dispositivi. Pertanto, alla luce della gravità dei fatti, l'indagato è stato arrestato in flagranza e, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura di Messina, posto agli arresti domiciliari convalidati nelle scorse ore dal competente giudice per le indagini preliminari. Il materiale sequestrato sarà adesso sottoposto ad approfondite analisi da parte degli esperti della Polizia Postale per chiarire le modalità di acquisizione e le eventuali vittime minori adescate. Arresti domiciliari per un licatese di 61 anni, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale del Riesame di Palermo. L'uomo era ritenuto un personaggio di spicco nella gestione di una piazza di spaccio di stupefacenti. Professore agrigentino indagato a Pordenone dalla Guardia di Finanza per truffa ai danni dello Stato. Una curiosa vicenda di assenteismo. Il servizio di Arturo Cantella. Un professore di 47 anni, residente nella provincia di Agrigento, in servizio temporaneo a Pordenone, è stato indagato per truffa ai danni dello Stato, certificazioni false, dopo aver collezionato ben 769 giorni di assenza in 3 anni scolastici, giustificati attraverso certificati medici vari e congedi parentali. L'indagine è stata condotta dalla Guardia di Finanza, che ha scoperto come l'uomo, durante i periodi di assenza, prestasse consulenze aziendali. Il docente è stato quindi segnalato alla Corte dei Conti per un presunto danno erariale di 110.000 euro. Le verifiche, condotte anche attraverso acquisizioni documentali ed escussioni testimoniali, hanno permesso così di accertare come l'uomo, per svolgere i propri incarichi extrascolastici, non solo non avesse ottenuto la preventiva obbligatoria autorizzazione dall'amministrazione di appartenenza, ma avesse anche omesso di dichiarare degli enti e società presso i quali avrebbe svolto la sua attività professionale di essere un dipendente pubblico. Il GIP, su richiesta della Procura della Repubblica, ha già emesso un provvedimento di sequestro preventivo di 13.000 euro, corrispondenti alle indennità di malattia o di congedo parentale anticipate dall'amministrazione pubblica di appartenenza per conto dell'INPS e illecitamente percepite dal professore, provvedimento che è stato confermato anche da parte del Tribunale del Riesame. Il legale del professore indagato per truffa ai danni dello Stato avrebbe voluto spostare le indagini ad Agrigento. A luglio il collegio presieduto dal giudice del Tribunale di Pordenone, Alberto Rossi, ha invece rigettato l'istanza. La richiesta resta in Friuli e la somma sotto sequestro,
Il docente è stato in servizio dal 2016 al 2019 presso l'Istituto Industriale Kennedy di Pordenone, dove insegnava matematica applicata. Dei 769 giorni complessivi di assenza, 310 erano riferiti a congedi parentali, mentre i restanti 459 giustificati da certificati di malattia firmati da un medico di base di Agrigento. Le Fiamme Gialle di Pordenone hanno così ricostruito gli spostamenti del docente durante le assenze, incrociando dati riferiti a pedaggi autostradali, prenotazioni alberghieri, scoprendo così che mentre era in malattia o in congedo parentale andava a fare le consulenze in altre località italiane. Tra le diverse società per le quali ha prestato servizio ce n'era anche una del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, dalla quale aveva ottenuto circa 40.000 euro. Da quando si apprende in passato ha svolto anche importanti incarichi amministrativi nella città dove risiede. Novità sulla morte del giovane a Punta Grande. Per stabilire cosa sia accaduto realmente, la Procura per i minorenni di Palermo ha nominato un consulente tecnico. La Procura presso il Tribunale per i minorenni di Palermo ha nominato un consulente tecnico, il medico legale Antonella Argo, per tentare di far luce sulla morte del giovane nisseno Mirko Antonio Lamendola di anni 26, che si sarebbe suicidato con un colpo di pistola legalmente detenuta per uso sportivo la sera dello scorso 25 agosto sulla spiaggia di Punta Grande tra Porto Empedocle e Real Monte. Ora l'ipotesi è che a sparare non sia stato Lamendola, ma un suo amico minorenne che si trovava in spiaggia con lui e che è stato indagato. Per il giovane viene ipotizzato il reato di omicidio del consenziente. Avrebbe aiutato cioè l'amico ad uccidersi. Quindi sarà effettuata al più presto l'autopsia sul cadavere, saranno eseguiti prelievi anche tossicologici, esami di laboratorio, rilievi fotografici. I familiari della vittima sono assistiti dall'avvocato Rosario Di Dato. Lamendola si era appreso dopo la morte, si sarebbe suicidato perché non aveva superato il concorso di polizia. Ora la procura vuole vederci chiaro sul ruolo ed eventuali responsabilità dell'amico minorenne. Non ha retto purtroppo a quel sogno infranto di indossare la divisa e si è sentito tradito. Aveva studiato, si era preparato Lamendola, aveva superato le prime selezioni per entrare nel corpo della polizia, ma alle visite era stato subito scartato. Era la sua ultima possibilità, visto il limite dei 26 anni, per partecipare a questo tipo di concorsi. Lui li aveva già compiuti. Tornato quindi da Roma con l'anima a pezzi, ha pensato solo a farla finita e l'ha fatto nella maniera più terribile. Si è sparato alla tempia davanti all'amico di sempre in spiaggia nelle vicinanze di uno stabilimento balneare tra Porto Empedocle e Real Monte. Il PNRR che taglia fuori la provincia contestato dagli ingegneri agrigentini. Arturo Cantella. Anche l'Ordine degli Ingegneri di Agrigento interviene oggi per la mancanza di fondi destinati dal PNR per il nostro territorio. Niente per noi, afferma lapidario il commento degli ingegneri della provincia di Agrigento. È arrivato il momento di dire basta. La gente del nostro territorio è stanca e indignata, non vuole più assistere né a passerelle politiche né a scaricabarile tra i nostri rappresentanti politici che da decenni hanno lasciato relegare la nostra isola e la nostra provincia all'ultimo posto di ogni classifica virtuosa, in primis le infrastrutture. Perduta anche la storica e ripetibile opportunità dei fondi stanziati con il Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza, cosiddetto PNRR, tanto vale chiedere l'annessione alla più ricca e intraprendente isola di Malta. Ad affermarlo è il presidente dell'Ordine degli Ingegneri Achille Furioso. Nel PNRR non c'è traccia di programmazione di collegamento fisso tra la Sicilia e l'Europa, né di alta velocità per le nostre ferrovie, niente per lo sviluppo e l'adeguamento energetico dei porti della provincia di Agrigento, anche per il traffico crocieristico e mercantile, nessuna traccia di connessione intermodale tra le reti di trasporto ferroviario, stradale, portuale e aeroportuale. Niente di nuovo, insomma, neanche nel sistema idrico, depurativo, dei rifiuti, dove si scontano decenni ritardi ed efficienze. Per l'ingegnere Furioso, nella qualità di presidente dell'ordine,
Ci potevano trattare peggio i redattori del PNRR? Ebbene sì, non c'è nulla neanche per la diagnostica, la verifica delle strutture in cemento armato precompresso, cosiddetto CAP, centinaia di chilometri di strade comunali, provinciali e statali abbandonati da lustri. Non stupiamoci se la prossima Cassandra di turno, magari senza alcuna competenza in materia di impalcati, ponti, viadotti e piloni, ci azzeccherà e griderà alla città: il ponte Morandi, viadotto Acragas, si sta crollando. Per semplicità divulgativa evitiamo di trattare le analoghe criticità connesse ai temi del piano nazionale delle dighe, al nostro prezioso settore agricolo, al settore dell'edilizia scolastica e molto altro ancora. Gli ingegneri di Agrigento lanciano così un appello accorato rivolto a chi può decidere di stanziare i fondi per la realizzazione delle grandi strutture. L'Ordine degli Ingegneri chiede così di dare subito un segnale alla nostra città di Agrigento, per esempio finanziando senza ulteriori indugi la viabilità stradale a nord della città che collegherebbe la 640 con la SS 115, che permetterebbe il bypass dei centri abitati di Agrigento, Porto Empedocle e Realmonte. Sul tema delle infrastrutture, la rete delle professioni tecniche a cui aderiscono gli ordini professionali dell'area tecnica sta infatti organizzando per il prossimo autunno un evento finalizzato a lanciare un appello alle istituzioni competenti affinché vengono investite nuove risorse per la realizzazione di una serie di interventi infrastrutturali organici per potenziare il sistema portuale, aeroportuale, ferroviario e stradale a servizio della Sicilia centro-meridionale e soprattutto del territorio della provincia di Agrigento. Il comunicato stampa del presidente dell'Ordine degli Ingegneri, Achille Furioso, continua dicendo: chi ha buonsenso e amore per la Sicilia e potere decisionale adesso li usi o sarà troppo tardi. Sono stati 8.113 gli incendi che hanno devastato la Sicilia, in media 135 incendi al giorno. A fornire il dato è stata Giusy Savarino, presidente della Commissione Ambiente dell'ARS, la quale ha ringraziato il Corpo Forestale per l'impegno messo in atto contro le fiamme, malgrado la carenza di personale. Sportello sismica dell'Ordine degli Architetti di Agrigento, un altro importante servizio offerto dall'Ordine. Arturo Cantella. Nasce un nuovo servizio offerto agli utenti dall'Ordine degli Architetti finalizzato a supportare gli enti locali e i liberi professionisti che trovano ancora difficoltà a utilizzare la piattaforma informatica sismica della regione siciliana, grazie alla quale oggi i tecnici incaricati possono depositare i progetti strutturali al Genio Civile direttamente dal proprio studio professionale senza doversi recare all'ufficio della regione ed evitando code e assembramenti. I due tecnici, Giuseppe La Greca e Giuseppe La Licata, il sabato mattina nella sede dell'Ordine, previo appuntamento telefonico al numero 0922 29 455, supporteranno i tecnici liberi professionisti o pubblici dipendenti che trovano ancora difficoltà nelle operazioni di caricamento dei progetti strutturali sulla piattaforma sismica. Dopo lo sportello bandi e dopo lo sportello per l'edilizia, siamo lieti di offrire ancora una volta il nostro contributo con un nuovo servizio all'utenza, ma non è un'utenza limitata ai liberi professionisti, ma si estende anche ai pubblici dipendenti degli enti locali che ancora trovano delle difficoltà a utilizzare la piattaforma informatica sismica della regione siciliana, che come sappiamo è fondamentale per la semplificazione delle procedure in edilizia, consentendo ai liberi professionisti di poter depositare un progetto al Genio Civile direttamente dal proprio studio, senza doversi recare in ufficio e quindi evitando code ed assembramenti. Quindi daremo una mano a questi colleghi che hanno delle difficoltà e lo faremo grazie alla disponibilità degli architetti Giuseppe La Greca e Giuseppe La Licata, che proprio aiuteranno i colleghi in difficoltà puntando sulla loro profonda conoscenza della piattaforma sismica e sulla loro riconosciuta professionalità.
Vorrei ringraziarli a nome del Consiglio dell'Ordine per l'opportunità che ci danno di poter offrire un ulteriore servizio all'utenza. Parliamo oggi di semplificazione e la semplificazione ci viene data dall'attivazione della piattaforma sismica sul portale della Regione Sicilia. Una piattaforma che è importantissima per noi liberi professionisti perché ci dà la possibilità di semplificare il processo edilizio. Io voglio ringraziare immediatamente Rino Lamendola nella doppia veste di Presidente dell'Ordine degli Architetti e come Capo della Regione Civile di Agrigento perché ci ha dato l'opportunità di essere a servizio dei liberi professionisti. Liberi professionisti dove noi andiamo a dare la nostra consulenza e il nostro apporto per semplificare quel processo produttivo che porta economia e sviluppo sul territorio. Noi dicevamo questa piattaforma sismica pertanto saremo presenti all'ordine un giorno alla settimana per poter dare supporto e sostegno a tutti i liberi professionisti che ne hanno la necessità. A seguito della costituzione del tavolo tecnico tra gli ordini professionali in provincia di Agrigento, l'Ordine degli Architetti, congiuntamente con la Fondazione, intendono offrire ai propri iscritti un servizio di supporto e di assistenza per caricare le pratiche sismiche nella piattaforma unica regionale sismica Sicilia. Come tutti i professionisti ben sanno, ormai in questi ultimi anni, tutte le pratiche sismiche vengono presentate negli uffici del Genio Civile dell'intera regione Sicilia solo e esclusivamente per il tramite della piattaforma telematica. Ecco che la piattaforma quindi diventa uno strumento utile e importante per i professionisti, una risorsa in quanto consente di snellire drasticamente i tempi professionali e consente contestualmente ai tecnici di poter trasmettere le pratiche stando seduti comodamente all'interno del proprio studio. Ecco perché l'Ordine ha individuato la mia persona e il collega, l'architetto La Greca, per offrire un supporto di assistenza a tutti gli iscritti, quindi chiunque ne ha la necessità può venire direttamente presso l'Ordine degli Architetti in un giorno stabilito, poi ci sarà una specifica news che darà ulteriori indicazioni e noi saremo ben lieti di offrire assistenza e supporto al fine di caricare le pratiche sismiche nella piattaforma telematica. La Sicilia, malgrado la diminuzione dei casi, rimane la prima per numero di contagi. L'incidenza è passata dal 7,4% al 3,6%, diminuito rispetto a ieri il numero dei ricoveri per Covid anche in terapia intensiva. E a Messina, dopo le verifiche, scatteranno le sanzioni, i provvedimenti. È stata una commissione molto importante, una seduta assolutamente proficua per i tanti argomenti che abbiamo toccato e per le risposte che abbiamo avuto sia dall'ASP e per quelle che ha potuto mettere anche in campo l'amministrazione. Da questo punto di vista devo dire che ci sono tante richieste, tante leve che si devono attivare. La prima è quella sulla campagna della vaccinazione. Abbiamo visto che gli strumenti che ha messo in campo il governo regionale si sono dimostrati inefficaci, cioè porre il tampone a pagamento per i soggetti non vaccinati nella speranza che questo li distogliesse dal proposito di non vaccinarsi perché con il Green Pass avrebbero avuto più difficoltà ad accedere a determinati luoghi pubblici, si è dimostrato inefficace. Vedete che i dati ci confermano che non c'è stato un aumento delle vaccinazioni. Quello che invece bisogna fare è puntare su campagne che consentano di superare queste paure e di convincere le persone a vaccinarsi prima che si riprenda anche l'attività scolastica o comunque nei primi mesi dell'anno per evitare i primi mesi dell'anno della ripresa scolastica, per evitare di ritrovarci nella situazione che abbiamo vissuto l'anno scorso a gennaio, perché a gennaio è esplosa davvero il contagio a Messina. Ci siamo dati un tempo di osservazione che è tutto questo mese di settembre. Alla fine del mese di settembre, anche in considerazione della quota di vaccinazione che avremo raggiunto, valuteremo di adottare determinati provvedimenti, ma vedo che comunque anche in questo caso il sindaco De Luca è lungimirante e in fondo il governo nazionale fa più o meno le stesse cose che fa lui, perché vedo che anche il governo nazionale sta studiando delle misure per impedire per esempio l'accesso nei pubblici uffici in assenza di Green Pass. Quindi
probabilmente le misure che stiamo studiando di adottare saranno al passo con quelle governative. In occasione della festa di San Vincenzo in programma ad Aragona il 12 settembre, parrocchie e associazioni, tra cui la Proloco, hanno organizzato per sabato e domenica la manifestazione La Notte dell'Arte, con visita guidata anche della Chiesa Madre. E a Tindari si conclude oggi la festa in onore della Madonna. Vediamo. Ogni anno nelle giornate del 7 e 8 settembre nel santuario Maria Santissima del Tindari si celebra la Madonna Nera. Migliaia di fedeli si recano a piedi o in auto sul promontorio che si erge sul Golfo di Patti fino a raggiungere il santuario. L'origine della devozione alla Madonna Bruna sembra risalire molto indietro nel tempo. Secondo la tradizione, una nave di ritorno dall'Oriente, probabilmente verso la fine dell'VIII secolo, portava nascosta nella stiva un'immagine della Madonna affinché fosse sottratta alla persecuzione iconoclasta. Mentre l'imbarcazione si trovava nelle acque del Tirreno, improvvisamente arrivò una tempesta che la costrinse a rifugiarsi nella baia del Tindari, nell'odierna località di Marinello. Quando i marinai decisero di riprendere il viaggio, non riuscirono a spostare la nave. Dopo vari tentativi, pensarono di alleggerire il carico e solo quando scaricarono la cassa contenente il simulacro della Vergine, riuscirono a salpare. I marinai della baia di Tindari tirarono la cassa galleggiante e vi trovarono la preziosa immagine della Madonna, che fu trasportata nel luogo più alto e più bello del promontorio, dove esisteva una piccola chiesa e una comunità cristiana. Il Colle del Tindari divenne così il sacro e mistico Colle di Maria. Il 7 e l'8 settembre, giorno in cui la Chiesa cristiana celebra la Natività della Beata Vergine Maria, hanno luogo un pellegrinaggio molto partecipato e festeggiamenti in onore della Madonnina Nera del Tindari. Le celebrazioni sono procedute dalla novena di preparazione e culminano nella solenne processione della sera del 7 settembre, durante il quale avviene l'offerta della lampada votiva, che per tutto l'anno brillerà davanti al simulacro della Madonna. La festa della Madonna del Tindari è l'espressione della fede di un intero popolo, la manifestazione visibile di un profondo sentimento che accomuna migliaia di persone che giungono sul Colle di Tindari in questa occasione e durante tutti i giorni dell'anno. E adesso la pausa per la pubblicità. Tra poco con altre notizie e servizi. Disagi per la carenza idrica ad Agrigento. Vediamo. Numerose e tante sono state le segnalazioni che in questi giorni sono arrivate alla nostra redazione per le gravissime carenze nell'erogazione dell'acqua in città, ma non solo, in particolare anche nelle zone periferiche più popolose. Insomma, un vero dramma, in particolare per chi effettua dei servizi. In tal senso interviene anche il consigliere comunale di Forza Italia, Carmelo Cantone, nella sua qualità anche di presidente della Commissione Turismo e vicepresidente di Sicilia Acque. Ricevo continuamente telefonate, afferma Cantone, di gente esasperata per la mancanza di acqua nelle loro residenze. Il tema è sempre lo stesso, i turni e la durata di erogazione sono insufficienti, l'acqua fornita 1 o 2 volte a settimana per un'ora non è sufficiente a riempire i recipienti delle abitazioni. Questa situazione è diventata veramente insostenibile, afferma il consigliere comunale di Forza Italia. Mi riferisco che nelle zone delle vie Porcello, Gamez, Neve, San Girolamo, delle Mura ricevono l'acqua un'ora, al massimo 2 a settimana. Quindi per continuare a vivere nelle loro case o esercitare la loro attività commerciale, la gente è costretta a comprare il prezioso liquido. Ad aggravare la situazione ovviamente contribuiscono le numerose rotture puntualmente segnalate dai residenti. Il consigliere comunale Cantone quindi manda un espresso invito al sindaco Viccichè ad attivarsi immediatamente come tutti gli interlocutori protagonisti del sistema acqua nella nostra provincia di Agrigento, al fine di individuare le soluzioni più idonee alla risoluzione del gravoso problema. E a proposito di rotture nella distribuzione idrica in città, vi proponiamo dei filmati relativi ove l'acqua si perde nella via che va dalla via Crispi e percorre tutta la via Vito Lamantia. I cittadini residenti, che hanno effettuato anche numerosi solleciti fatti via PEC, alla questura di Agrigento, al comune, alla gestione commissariale del lati idrico, ex Girgenti Acque, ma senza alcuna soluzione del problema. I residenti del posto temono altresì che la perdita di acqua possa anche essere pericolosa per l'incolumità pubblica e che possa anche cedere il muro di sostegno. I residenti del luogo hanno fatto anche delle segnalazioni precise e accurate anche ai vigili urbani della città, ma ancora alla data odierna nulla si è mosso.
E siamo giunti alla pagina sportiva calcio, aperta la campagna abbonamenti per le partite dell'Acragas. Carmelo Lentini. Con il ritorno alla zona gialla ritornano di conseguenza le misure restrittive per l'ingresso negli stadi per assistere alle gare di campionato. Nel caso dell'Esseneto si riducono notevolmente i posti a disposizione, ma la società dei Templi imperterrita indice ugualmente la campagna abbonamenti. È il caso di dire che chi prima arriva meglio alloggia. I posti in questo momento sono davvero limitati, ma si spera che in un prossimo futuro, con il ritorno alla zona bianca, le cose possano cambiare in meglio. Al momento sarà questa la disponibilità dell'Esseneto attenendosi alle norme anti-Covid, per un totale posti pari a 484 così distribuiti. 100 posti per la tribuna, 185 per la curva sud, 159 per la gradinata e 40 per la tribuna rossa VIP destinata ai soci sostenitori. Di seguito si ci può rivolgere per ottenere l'abbonamento per il settore di gradimento e il relativo prezzo. I tifosi infatti potranno prenotare l'abbonamento fino a questo giovedì 9 settembre telefonando ai seguenti numeri: 389 62 51 766, che è della dirigente club manager Acragas Alessandra Veneziano, e poi il 333 57 59 915 di Maurizio Capraro, che è il dirigente responsabile logistica e sicurezza. Ma vediamo di sapere quali sono i prezzi per ogni settore. La curva costerà 65 euro, la gradinata 110, la tribuna normale 140, la tribuna VIP rossa 250. Intanto nel primo pomeriggio dovrebbero arrivare un paio di calciatori per rafforzare la rosa, per come aveva preannunciato il direttore generale Giuseppe Deni. Calendari di promozione, parla il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Sandro Morgana. Ascoltiamolo. Certo, è la giornata che presenta la stagione sportiva 2021-2022, partiamo con i campionati di eccellenza, di promozione, di Serie C1 di calcio a 5, ma in settimana completeremo gli organici della prima e della seconda categoria e della Serie C2 di calcio a 5. A fine mese facciamo anche la terza categoria, le attività provinciali. Tenete conto che anche l'attività di Under 15 e Under 17 riparte tranquillamente, quindi è una bella giornata, perché è una giornata di speranza, è una giornata attraverso la quale guardiamo al futuro con tanta fiducia, nonostante l'incombenza del Covid. Ho voluto fortemente queste regole, diciamo così, più forti, più stringenti, quindi il Green Pass, l'eventuale tampone, non facciamo giocare senza autocertificazione, proprio perché abbiamo senso di responsabilità e vogliamo portare a termine questa stagione. Possiamo dire che è l'anno del rilancio, del riscatto, della speranza. È l'anno della rinascita, è l'anno che ci consente di tornare a vivere, è l'anno attraverso il quale cerchiamo di riconquistare la nostra normalità, è l'anno che il calcio dimostra a questa regione, a questa nazione, che può diventare motore di questa ripresa. Ciclismo, torna il Giro di Sicilia dal 28 settembre al 1 ottobre, manutenzione delle strade anche ad Agrigento. Ciclismo, torna il Giro di Sicilia dal 28 settembre al 1 ottobre. Per l'occasione la Regione ha disposto la manutenzione straordinaria della viabilità in 8 province. Alla provincia di Agrigento sono stati destinati 320.000 euro. Per l'assessore alle infrastrutture Marco Falcone, il Giro di Sicilia diventa opportunità per risanare la viabilità. Una conferma questa dell'assessore che si interviene sempre in maniera adeguata in occasione di eventi particolari come appunto il ciclismo. Per il Giro d'Italia ad Agrigento, lo ricordiamo, è stato il Genio Civile a predisporre la segnaletica e ad asfaltare le strade.
Peccato che la segnaletica nel centro di Agrigento stia quasi scomparendo e chissà che non venga ripristinata proprio in occasione del Giro di Sicilia. Comunque un'occasione da non perdere e da sfruttare al meglio, visto che con 320.000 euro qualcosa di utile si potrà fare. Bene, con questo servizio è tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.